Benvenuti a questa prima lezione del nostro corso. Il corso è, come avete visto, Diritto alla vita e libertà di cura. È un corso rivolto agli studenti della scuola superiore, ma nella mia speranza dovrebbe avere un'attenzione maggiore un po' per tutti, quindi non solo per quelli della scuola superiore che fanno medicina o giurisprudenza, ma anche per tutti, direi per tutti quelli che sono dei cittadini. Ora, non tutti saremo medici, non tutti saremo avvocati, di sicuro tutti saremo pazienti o familiari di pazienti. L'impatto con la medicina è qualcosa di inevitabile. E allora, è bene sapere che cosa c'è quando parliamo di rapporto tra diritto e medicina. Di solito, se guardate i giornali, diritto e medicina si incontrano sempre parlando di malasanità, parlando di responsabilità. C'è sempre l'idea di mandare qualcuno in galera, c'è sempre l'idea che il diritto serve a ottenere cospicui risarcimenti per in qualche modo rivalersi su qualcuno che si è comportato male. In realtà il diritto dice molte più cose e ci riguardano tutti. Noi non ci occuperemo della responsabilità. È il tema più battuto da sempre e quindi lo lasciamo ad altre situazioni. Ci occupiamo in questo nostro corso della legge 219 del 2017. La legge l'ho messa tra i materiali. Potete scaricarvela e vedete che ci sono ben poche cose scritte. Sembra una legge breve. In realtà è densa, è molto densa. È una legge che, guardandola con attenzione, ci regala davvero tante cose. Andiamo per ordine, insomma. È una legge importante, una legge che sento di definire bella e dimenticata, è una legge che è sconosciuta ai più e soprattutto, ahimè, è sconosciuta a molti che dovrebbero applicarla. Questa legge arriva alla fine del 2017. Arriva in porto dopo una navigazione molto travagliata, sull'onda di vicende che hanno fatto discutere parecchio. Pensate soltanto ai casi Englaro, al caso Welby. Una legge che è arrivata dopo infinite polemiche che non rendono giustizia a una legge che è molto più ricca di quanto la stessa rubrica, la sua intestazione, annunci. La legge si chiama Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. In realtà questa non è una legge solo sul consenso, non è una legge solo sul fine vita, non è una legge tantomeno sulle sole disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico. Cerchiamo di riordinare le idee allora. Anzitutto immaginiamo il decidere per l'oggi. Immaginiamo come questa legge incida su quella cosa che facciamo sempre tutti quanti noi quando andiamo a fare delle analisi, quando andiamo dal medico, quando andiamo a fare un intervento. La legge si apre dichiarando i principi ai quali si ispira. Sono i principi contenuti nella Costituzione, i diritti inviolabili di cui parla l'articolo 2, la libertà personale di cui parla l'articolo 13, la salute, diritto fondamentale, articolo 32. E si richiama poi la altrettanto spesso dimenticata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'inviolabilità della dignità umana, attenzione a questo termine, dignità, il diritto alla vita, ovviamente, il diritto all'integrità fisica e psichica e il principio del consenso in biomedicina. Gli obiettivi dichiarati sono tutelare la vita,
la salute, la dignità e l'autodeterminazione. Vedete questi 4 elementi: vita, salute, dignità, autodeterminazione. Sono questi obiettivi che ci danno la luce per leggere poi tutto quello che c'è. E soprattutto partiamo dalla prima dichiarazione: nessun trattamento può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. Vi dicevo, questo testo è un testo denso, quindi ogni parola pesa, è importante, va dato significato. La formula consenso informato, dico subito, non è la più felice. Si è discusso molto, il legislatore avrebbe potuto usare altre formule. Diciamo che togliamo di mezzo i dubbi. Si usa consenso informato perché nelle varie lingue ormai questa è l'etichetta che è entrata in gioco. È chiaro che non è il consenso a essere informato, è la persona a essere informata. Ma questo non è un problema. Informed consent in inglese, consentement éclairé in francese, consentimento informato nelle lingue, nei vari paesi ispanici. La cosa importante è capirci. Capirci vuol dire che possiamo comunque leggere questo testo in maniera ampia. E tutto deve partire dal secondo comma dello stesso articolo 1. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Vedete, in queste poche righe ci sono tutti e due i personaggi di questa vicenda. C'è il paziente con le sue prerogative, c'è il medico con la sua professionalità, con la sua responsabilità. Relazione, cura, fiducia. Parole chiave. La relazione è qualcosa che può coinvolgere tutti i soggetti interessati, che vuol dire il medico, ma tutta l'equipe. Vuol dire il paziente e, se questi lo desidera, tutta la sua cerchia, senza eccessive formalizzazioni. I familiari, se vuole, la parte dell'unione civile, il convivente, una persona di fiducia, il miglior amico, la persona di cui ci fidiamo. Cura. Cura ha una doppia dimensione, che è tecnica ma è anche umana. È fatta di diagnosi, di terapie, di applicazione delle conoscenze scientifiche. To cure, dicono gli inglesi. Prendersi cura della persona, di quella persona coinvolta nella relazione, to care. Fiducia. Forse è la prima volta che compare una parola del genere in una vicenda di questo tipo. Fiducia, che è una fiducia nei due sensi, della persona malata nei riguardi dei curanti e viceversa. La relazione mira a assicurare salute, dignità, autodeterminazione, ma tutelando anche la parte del professionista sanitario, che non è, come qualcuno ha voluto leggere, ridotto a dispensatore di cure a comando, anzi, la sua sfera è estremamente tutelata. Ora, cosa cambia? Cosa dovrebbe cambiare grazie a questa legge? Cambia l'intero paradigma della relazione. Chi deve decidere, e alla fine decide la persona interessata, decide il paziente, dice la legge deve essere informata in modo completo, aggiornato, comprensibile a lei, cioè alla persona interessata, riguardo diagnosi, prognosi, benefici, rischi, tutto. Tutto vuol dire anche le possibili alternative. Non so quanta esperienza avete voi, ma pensate al chirurgo che è specializzato in un tipo di tecnica e non vi avverte che esiste una tecnica diversa in un altro ospedale, in un'altra regione, in un altro stato. Vi dice che solo quella è la tecnica utilizzabile, mentre magari altrove ci sono tecniche più avanzate e deve dirlo che esiste un'alternativa.
le conseguenze del rifiuto del trattamento. Decidi tu, ma sappi che se decidi di fare o non fare, le conseguenze sono queste. Ora, per informare, questo è un aspetto, bisogna saper leggere tra le righe, per informare correttamente bisogna anzitutto capire chi c'è davanti. La prima cosa che deve fare chi deve informare è chiedere, ascoltare, perché è inutile che io parli con un linguaggio che l'altro non capisce, ma per sapere qual è il linguaggio che lui capisce io devo capire chi ho davanti. Quindi la prima cosa che deve fare il professionista sanitario è ascoltare. Il tema della comunicazione è centrale. La legge vi dedica più di un passaggio. Anzitutto la comunicazione, insieme ad altre cose, terapia del dolore, cure palliative, deve essere parte della formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie. Non un accessorio, ma parte della formazione. Ora è chiaro che quando vi dico questa legge è bella e dimenticata, lo vediamo quotidianamente. Non so quante scuole di medicina abbiano messo in piedi dei corsi di comunicazione, come si comunica. La comunicazione è fondamentale anche in considerazione di un'altra affermazione dirompente presente nella legge. La frase è: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Comunicazione, preparazione alla comunicazione, centralità, tempo della comunicazione e tempo di cura, viene rafforzato dall'affermazione presente nel nono comma: ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce, con proprie modalità organizzative, la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale. La comunicazione è centrale. Gli istituti, gli enti devono preparare la comunicazione, organizzarsi in modo che vi sia questa relazione. Tecnicamente c'è una rivoluzione, nel senso che si passa da uno schema classico, che è ancora quello digerito dai più, in cui il rapporto del medico-paziente è letto alla luce della contrattualistica. Il contratto, quando noi compriamo un'automobile, il contratto è fatto di una proposta, di un'accettazione. Vuoi tu comprare questa Panda a 10.000 euro? Sì, lo voglio, e qua si fa il contratto. Ma le vicende contrattuali hanno una natura diversa, una natura in cui i soggetti che parlano hanno interessi contrapposti, sono non a caso chiamate controparti. Il mio interesse come acquirente è quello a spendere meno possibile e ottenere il più possibile. Il venditore, l'altra parte, ha interesse a dare il meno possibile. Tutti cercano di fare l'affare, ma nel rapporto, nella relazione medico-paziente non può essere vista così. Quindi il passaggio chiave da digerire, da assimilare culturalmente è quello dal contratto alla fiducia. Nella fiducia non abbiamo interessi contrapposti, l'interesse è comune. Medico e paziente puntano allo stesso obiettivo. E allora tutto dovrebbe iniziare nell'università. Questo corso è una delle scelte di renderlo aperto, e poi stiamo registrando, lo collocheremo anche sui vari sistemi di diffusione dell'università. Questo corso si pone proprio questo obiettivo di cominciare nell'università a parlare di queste cose, cosa che non si è fatta a sufficienza. Nell'università bisognerebbe cominciare a formare i futuri professionisti in materia di relazione, di comunicazione col paziente, perché nessuno nasce imparato, come si dice, e quindi bisogna insegnare non solo l'importanza, ma anche il come. Bisogna sapere come comunicare. Non solo che è importante comunicare, ma anche saper fare, come fare a comunicare.
saper parlare in modo che la comunicazione sia efficace. Il dialogo, imparare a dialogare. Ora, non è detto che l'empatia si possa insegnare, ma almeno insegnare che è importante sì. Poi ci sarà sempre quello che è caratterialmente diverso, quello che è più portato a rapporti umani e quello che magari il suo sogno è lavorare in un laboratorio in cui non vedrà mai il paziente, ma soltanto le provette con i liquidi. E quello, vabbè, fa parte della vita. Però il fatto di sapere che queste sono cose centrali è importante. Il paziente ha diritto di sapere e di comprendere. Perché? Perché poi ha diritto di sapere, ma anche di non sapere. E come si fa se il paziente non vuole sapere, non vuole ascoltare? Pensate all'anziano ansioso, ha paura di tutto. Però qualcuno deve parlare, qualcuno deve rapportarsi col medico. E allora il paziente, che può rifiutare in tutto o in parte di ricevere informazioni, può delegare altri alla relazione. La relazione rimane, i familiari, una persona di fiducia. La figura del fiduciario ritorna spesso. E quindi il rapporto sarà non più tra il paziente spaventato, ansioso, ma tra la persona di fiducia, familiare o meno che sia, e i sanitari. È a questa che verrà effettuata una comunicazione, anche qua comprensibile, e così via. Insomma, questa legge dice in pratica che tutto quello che viene fatto, ahimè ancora adesso in molti casi, non va bene. Il modulo del consenso informato è vissuto ancora in molti casi come una pratica burocratica, un po' come quando ci capita per la privacy. Firmi qui, qui e qui, no? Un adempimento necessario di non grande importanza. E allora uno va in ospedale, deve fare un intervento, a mezz'ora se va bene, mezz'ora prima ti viene dato un plico di carte prestampate, scritte dagli uffici legali, perché l'obiettivo è evitare la responsabilità, in un linguaggio non comprensibile, metta una firma qui, così ci scarichiamo la responsabilità. E questo non va bene, ma non va bene vuol dire che questa legge rafforza quella giurisprudenza che dice: guardate che un consenso di questo genere non serve neanche a scaricare la responsabilità. Quella firma che ci è stata fatta fare senza dare il tempo di leggere e di capire, è vero che la firma c'è, ma per fortuna il diritto non è quella cosa cavillosa. Il diritto va interpretato, il diritto è flessibile, il diritto punta anche a, se possibile, a raggiungere qualche verità, e quindi quella firma non varrà niente, il mio consenso dato in questo modo non varrà niente. Accettare, devo dare il consenso, ma se devo dare il consenso implicitamente, ma anche esplicitamente nella legge, il consenso comporta anche il suo contrario, e quindi il rifiuto. E qua si comincia ad andare un po' sul terreno scivoloso, la fonte delle polemiche. Che vuol dire abbiamo il diritto di curarci, non un dovere. La salute è un diritto, non è un dovere. E ciascuno è metro di se stesso per quanto riguarda la salute. Che vuol dire che ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento, diagnostico o trattamento sanitario. Quindi il dubbio non c'è nessun dubbio. Si può negare sin dall'inizio, si può revocare un consenso già prestato, interrompere quello che è già stato posto in essere, senza limiti derivanti da situazioni di emergenza, di urgenza o dalla natura delle terapie rifiutate. Se non prendi questa pillola muori, muoio. Un caso famoso di qualche anno fa, che ha fatto molto discutere, riguardava una donna che a causa del diabete doveva sottoporsi a un'amputazione di un piede. Lei ha scelto di non farlo e non c'è stato verso.
Ancora prima di questa legge la giurisprudenza aveva costruito le regole per cui se una persona capace di intendere, di volere, lucida, decide che le opzioni tra farsi fare a pezzi e sopravvivere o chiudere la sua esistenza si pongano nel senso che preferisce mollarla, lasciarla, arrendersi, questa è una sua scelta e questa legge sancisce ormai definitivamente questo. Altra cosa che ha fatto discutere è che il rifiuto riguarda anche, e questo è il portato del caso Englaro soprattutto, la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici. Così come se decido di non mangiare, nessuno può infilarmi un tubo in gola, anche nel caso in cui io non sia in grado di nutrirmi, capace o incapace che sia, la mia scelta di rifiutare questo tipo di trattamenti è approvata, resa possibile dalla legge. Attenzione, il medico di fronte a un rifiuto di questo genere, perché parliamo di cose delicate, di fronte a un rifiuto che potenzialmente mette in pericolo, oltre alla salute, magari anche la vita, non è semplicemente uno che registra passivamente. In questo caso, se il rischio della sopravvivenza, il medico parla, la relazione c'è, può e deve parlare. Deve raccontare quali sono le conseguenze di questa decisione, spiegare quali sono le possibili alternative. La strategia del convincimento non può imporre, ma può cercare di convincere. Deve mettere in campo ogni azione, dice la legge, azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Mai, mai, mai l'abbandono. Questo dice la legge. È chiaro che il medico può sentirsi spiazzato nel momento in cui ha fatto la diagnosi, ha formulato una cura che secondo lui funziona e la persona che ha davanti dice no. Ma non è un affronto personale, ecco. Non è questo che giustifica il allora io ti lascio il tuo destino. Il rapporto continuo, una relazione continua e vuol dire che cercherò di convincerti. Ce la farò o non ce la farò, dipende da tante variabili. Ma la cosa importante è il rifiuto non giustifica l'abbandono. Si passerà eventualmente ad altri tipi di interventi. Lo vedremo tra un attimo. La legge dice poi cose importanti, guardate quanto è densa appunto, come vi ho detto all'inizio, questa legge. Si occupa di minori ed incapaci. Ora noi siamo abituati tradizionalmente a pensare ai minori o ai maggiorenni incapaci, che sono incapaci perché incapaci di intendere, di volere per tante ragioni, in termini spesso di acceso spento. 17 anni, 11 mesi, 29 giorni, 23 ore, no, 18 anni sì. In realtà il processo di maturazione è un processo progressivo e anche quelle situazioni che rendono un soggetto non del tutto capace di intendere, di volere, di autodeterminarsi, non sono, tranne determinate situazioni, non sono mai acceso o spento. Si può essere incapaci perché magari l'età molto avanzata ci ha reso difficoltosa la gestione del nostro patrimonio, non capiamo che cosa significa quando andiamo in banca e quindi dobbiamo essere protetti con un'amministrazione di sostegno per evitare che in banca ci facciano, come è successo, sottoscrivere contratti di investimento assolutamente sconvenienti. Ma per tutto il resto siamo ancora in grado. L'anziano che non riesce più a gestire il suo conto in banca sa benissimo come fare la spesa, anzi è bravissimo a scegliere la frutta e la verdura, sa benissimo quanto costa, quanto vale il cibo che mangia,
che compra e quindi può autodeterminarsi in quei campi perfettamente. La legge in campo sanitario prende atto di questo. E cosa vuol dire? Vuol dire che i minori incapaci hanno diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Cioè anche nel caso di minore età, chiaramente sarà diverso avere un bambino di 5 anni e un ragazzo di 16. Anche in questo caso esiste il diritto di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute, in modo consono alle sue capacità per essere messa questa persona nelle condizioni di esprimere la sua volontà. E quindi è vero che il consenso informato del minore verrà dato dai genitori, che sono depositari della responsabilità genitoriale, o eventualmente un tutore se c'è. Ma la decisione dei genitori deve essere fatta, deve essere presa tenendo conto della volontà del minore, non imposta, ma i genitori si devono fare espressione della volontà del minore tenendo conto chiaramente del grado di maturità. Lo scopo è sempre la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel rispetto della sua dignità. Una formula simile, sempre strumento flessibile, viene adottato a quanto riguarda i maggiorenni incapaci. Perché è vero che il maggiorenne incapace a causa dell'età avanzata o di una malattia mentale non è del tutto in grado di autodeterminarsi e va protetto, ma va appunto protetto, non scavalcato. E quindi è faticoso, è difficile, ma bisogna sempre tener conto di questi fari, rispetto della dignità, rispetto per quanto possibile della volontà di questo soggetto. E quindi questa legge, che sui giornali è stata chiamata la legge sul testamento biologico, abbiamo visto non è una legge sul fine vita, è una legge su tutto il rapporto medico-paziente, equipe medica, paziente, familiari, tutto quello che accade quando noi entriamo in contatto col mondo della salute. E però anche una legge sul fine vita, anche una legge sul fine vita. E su questi temi la legge si raccorda con un'altra importante normativa. Entrano qui in gioco le cure palliative e la terapia del dolore. Questo tema è oggetto di una legge specifica, la legge, se volete segnarvela, è quella del 15 marzo 2010, numero 38, legge sulla terapia del dolore e le cure palliative 2010, numero 38. Vedete che tutto sommato sono sempre leggi abbastanza recenti. Le finalità della legge 38 sono garantire come diritto essenziale di assistenza il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Attenzione che qua è una fatica arrivare ad assicurare a tutti questo tipo di terapie. Rispettare la dignità, l'autonomia, la salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure, l'appropriatezza. La chiave di lettura di questo è quella di vedere le cure palliative non come ancora adesso vengono vissute, come il non si può far nulla, ormai facciamo solo le cure palliative, ma come un accompagnamento di fine vita che va in continuità con le altre cure. È un processo, anche quello degli ultimi mesi o degli ultimi giorni, in cui bisogna tener conto della sofferenza, della dignità, della persona malata e anche della sua famiglia. Sembra il mondo dei sogni, ma è questo quello verso il quale è bene che ci si muova. E quindi la legge 38 detta tutto un complesso di regole
che incidono sull'organizzazione sanitaria, sulla formazione del personale, che qua la formazione è centrale, l'accesso ai medicinali necessari, l'organizzazione di campagne di informazione. Vedete anche qua a tenaglia, formazione del personale e informazione alla popolazione. Credo che nessuno di voi abbia mai sentito parlare di queste cose. Le campagne informative non vengono fatte su queste cose. La legge del 2017 riprende il discorso della legge del 2010 e insiste sull'importanza della formazione, dell'aggiornamento dei sanitari, e si parla quindi di formazione iniziale e continua, che deve comprendere, oltre a tutto quello che abbiamo visto fino adesso, anche gli aspetti della terapia del dolore e delle cure palliative. E l'intero articolo 2 è dedicato alla terapia del dolore, ma si aggiunge anche altro aspetto, oggetto di infinite discussioni, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, una formula più felice di quella utilizzata giornalisticamente di accanimento terapeutico, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita. Ora tutti dobbiamo morire, però credo che tutti abbiamo l'idea che bisogna morire con dignità. È già terribile quel momento, non bisogna aggiungere altra angoscia, perdita di dignità, perdita di controllo di sé, oltre a quello che la malattia ci impone. Compito del medico è quindi quello di alleviare le sofferenze anche ove il paziente abbia rifiutato o abbia revocato un consenso precedentemente dato. Vedete la sequenza? C'è la diagnosi, c'è la ricerca di una cura, c'è eventualmente il rifiuto. Al rifiuto non segue l'abbandono. Se le conseguenze del rifiuto incidono sullo stato della persona, sulla sofferenza, quel dovere di cura in vista di un'eventuale guarigione si trasforma in dovere di cura della persona in termini di protezione dalle sofferenze, accompagnamento dignitoso. In presenza di sofferenze poi refrattarie ai trattamenti sanitari si fa quello che si può, ma non sempre tutto funziona. La legge, altro elemento, piccola riga ma pregna di significato, la legge consente di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore. Sedazione palliativa profonda continua. Attenzione, qua si va ai margini della grande discussione, poi magari qualche accenno potrò farlo, sul discorso dell'eutanasia. Quando non è possibile fare alcunché per controllare il dolore, l'accompagnamento finale può avvenire anche con questa sedazione palliativa profonda. La persona almeno non soffre più. Tutto qua per quanto riguarda il decidere per l'oggi. Ma la legge poi parla anche del decidere per il domani. Tutto quello che abbiamo detto è qualcosa che funziona quando abbiamo dei sintomi, abbiamo una diagnosi, abbiamo delle proposte, c'è l'accettazione, c'è il rifiuto, c'è il momento anche finale della vita e così via. Ma la legge, che è stata insufficientemente descritta come la legge sul testamento biologico, contiene anche elementi che consentono una decisione per il futuro. Decidere per il domani. La risposta è una risposta al dubbio che la persona può avere, che riguarda il chi deciderà.
se e quando non sarò in grado di farlo direttamente. Perché una cosa deve essere chiara, e nelle polemiche è stato molto nascosto questo, non so quanto in buona fede. Il problema non si pone mai in termini di decidere o non decidere. Una decisione va sempre presa. Il problema è chi si assume questo carico, chi ha la possibilità di decidere. Non c'è niente di automatico. Ogni passo, fare o non fare la terapia, fare o non fare un'indagine, continuare o no, accanirsi, come dice qualcuno, valutare se si tratta di gioco che vale la candela o no. Tutto questo comporta sempre delle scelte. Proseguire o no è una scelta. Il problema è chi decide. Ora, la persona può avere il timore di perdere il controllo. Adesso sono in grado di parlare, adesso sono lucido, ma potrebbe venire il momento in cui io non potrò più parlare, non potrò più decidere, non sarò più lucido. E chi deciderà allora in quel momento? Qual è il dubbio? Il dubbio è che il soggetto che governa se stesso, nel momento in cui perde la capacità, si trasformi nell'oggetto di decisioni altrui. E la legge è chiara. Perdere coscienza, perdere capacità, non significa trasformarsi da soggetto a oggetto. Ma allora come fare per mantenere il controllo anche nel momento successivo? Esiste quello, lo vedremo, che è stato chiamato testamento biologico. Ma questa legge, ed è un suo merito, a volte arrivare tardi, in ritardo rispetto ad altri paesi, perché l'Italia è arrivata tardi rispetto alla Spagna, rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, rispetto all'Inghilterra, rispetto a gran parte dei paesi occidentali, a volte il fatto di arrivare tardi comporta il piccolo vantaggio di lavorare su maturazioni. Abbiamo conosciuto le esperienze altrui, sono maturate e quindi possiamo avvantaggiarci. E un elemento di vantaggio di questo nostro ritardo è rappresentato dallo strumento forse più importante e innovativo in questo campo, la programmazione condivisa delle cure. Per capirci quanto è importante, basta pensare a questo. Esistono le morti improvvise, esiste la persona che viene investita da un treno, esiste la persona che perfettamente in salute faceva jogging e si accascia e muore. Ma nella gran parte dei casi c'è il momento della diagnosi, c'è il momento della scoperta della malattia, c'è un percorso, come dice la legge, infausto, e quindi c'è coscienza di cosa accade e cosa potrebbe accadere. E quindi la situazione che il legislatore immagina è quella di chi è chiamato a fare i conti con questa consapevolezza. E lo strumento che si chiama appunto pianificazione condivisa delle cure ci parla di una diagnosi attuale, di una consapevolezza, l'interessato, ed ecco il dialogo. La persona malata dialoga con la famiglia, se c'è, con gli amici, se vuole, col medico, e pensate all'importanza che può avere in questo campo il medico di famiglia, il medico di medicina generale, quello a cui ci rivolgiamo normalmente, per fortuna, per chiedere la piccola ricetta del farmaco, per fare il controllo, ma che in certi momenti diventa la persona che più di altre ci conosce. Il medico di famiglia
conosce magari questo gruppo familiare da 10-20 anni, ne conosce le dinamiche, conosce le persone. Quanto può aiutare questo a disegnare il percorso in relazione all'evolversi della malattia? E quindi la programmazione condivisa è fatta con consapevolezza, con possibilità di dialogo, e porta l'interessato a poter scrivere, dettare, prevedere cosa fare in caso di perdita di coscienza. È possibile anche in questo contesto individuare un fiduciario col quale il dialogo possa continuare. Chi ha vissuto una situazione magari di un parente in ospedale negli ultimi mesi della sua vita può capire quanto importante possa essere uno strumento di questo genere. Il dialogo, la conoscenza, la consapevolezza circa le terapie del dolore, la possibilità di porle in campo, le cure palliative, consentono di costruire un rapporto, consentono di evitare, in particolare, quello che ancora adesso accade, un momento che scaramanticamente al quale non si cerca di non pensare, ma che prima o poi arriva, che è il momento in cui i medici chiedono non più al paziente, che non è in grado di decidere, ma ai familiari, e magari in un corridoio, che cosa facciamo adesso? E capite quanto è diverso avere già precostituito un percorso, averne discusso con angoscia ma anche con pacatezza, e arrivare a quel momento sapendo già cosa fare, o essere colti di sorpresa e chiamati a prendere una decisione che lascerà sempre dei dubbi, per non parlare di come questa decisione potrebbe creare dei conflitti fra la famiglia. Un figlio vuole continuare le cure a oltranza perché non vuole assolutamente discostarsi dal corpo del padre morente, e l'altro dice no, basta, sta soffrendo troppo, e non si sa chi vincerà, ammesso che si possa parlare di vincita. Di sicuro resterà l'angoscia. La programmazione condivisa delle cure può far arrivare in questo momento, per quanto possibile, la serenità. Si riduce la conflittualità all'interno della famiglia, si riduce la conflittualità con i sanitari, si riducono anche, non ne parliamo qua, ma dobbiamo tenerne conto, le azioni in giudizio. Leggete i giornali. Quante volte tra le righe si capisce che quell'azione in giudizio, quella lamentela, quel discorso sul mala sanità che viene fatto, in realtà nasconde un'incomprensione, nasconde il fatto che non è tanto l'accusa rivolta all'incapacità tecnica, ma a come ci hanno trattato. Non hanno parlato, non ci hanno detto niente, non hanno tenuto conto di noi, non siamo stati trattati come persone. Ecco, questo strumento è fondamentale e dovrebbe essere molto molto più utilizzato di quanto non lo sia. E arriviamo finalmente al cosiddetto testamento biologico, alle disposizioni anticipate di trattamento. Queste hanno fatto discutere molto. È uno strumento che in altre realtà, parliamo dagli anni 70 negli Stati Uniti e poi in giro per il mondo, negli Stati Uniti si parla di living will, in altre realtà è conosciuto da molto molto tempo. Adesso la legge, l'articolo 4 della nostra legge, prevede ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT
esprimere le proprie volontà in materia di accertamenti, trattamenti sanitari, dare il consenso e il rifiuto. Insomma, che strumento è? È uno strumento che è offerto a chi ha una maggiore preoccupazione per il futuro. È una persona sana in questo momento. La programmazione condivisa la fa chi ha già ricevuto la notizia, chi sa già, ha già iniziato un percorso. La DAT è uno strumento che è offerto a chi è più preoccupato per il futuro, non lo sa cosa potrebbe succedere, ma si preoccupa. Perché ad esempio ha visto il caso Schiavo e il caso Englaro, ha visto che può succedere di cadere in uno stato vegetativo permanente con la decisione se continuare o meno il mantenimento in questo stato appunto vegetativo, la preoccupazione non tanto per la propria condizione fisica, perché probabilmente non c'è sofferenza, perché lo stato vegetativo può prolungarsi indefinitivamente, ma magari la sofferenza, la preoccupazione può essere per i cari. Non voglio lasciare che mio figlio o mia figlia abbia come ultimo ricordo della mia vita 10 anni di me passati inutilmente su un letto. E quindi, in vista di quello che potrebbe succedermi, redigo queste date. Molti dei vantaggi sono gli stessi delle programmazioni condivise, nel senso che quando arriva il momento, se succede qualcosa, chi deve intervenire sa già che cosa vuole, vorrebbe questa persona se potesse parlare, e quindi scarichiamo molte delle angosce, al di là di quelle inevitabili, che si presentano in queste situazioni. La differenza però è sostanziale, perché gli scenari di chi redige una DAT sono scenari del tutto ipotetici. E quindi cambia molto, e molto si potrebbe dire su come redigere queste DAT. Ora, lasciando perdere gli aspetti formali, lo scritto, il deposito in comune, la cosa interessante è questa, la legge dice: dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte. Non dice molto su come siano queste informazioni mediche. Qualcuno potrebbe dire, beh, sono andato su internet, ho acquisito informazioni mediche. Più che un requisito formale, questo è un suggerimento di buon senso. Perché? Perché se io voglio scrivere cosa fare nel caso in cui mi succeda qualcosa, se dovesse avere un incidente stradale e poi eccetera eccetera, io devo avere informazioni tecniche su quali sono le conseguenze, quali sono le possibili condizioni in cui posso trovarmi, quali sono le situazioni. Perché è meglio farlo? Perché se le dico delle DAT senza avere informazioni tecniche, quindi senza avere la possibilità di scrivere qualcosa di corretto, e la mia volontà ha meno probabilità di essere rispettata. Perché? Perché le DAT, la volontà della persona deve essere seguita, e su questo non c'è dubbio. Ma come sempre in tutte le comunicazioni la volontà espressa va interpretata, e se io mi esprimo in maniera ambigua nelle DAT, a quel punto il rischio è che non si sappia esattamente quale sarebbe la mia decisione, e quindi a decidere sarà qualcun altro. Ecco perché la situazione ipotetica vista per il futuro, un aspetto ancora più importante all'interno delle DAT è quello che riguarda la nomina del fiduciario. Perché? Perché il fiduciario, se scelto correttamente, quindi una persona che
ci conosce profondamente, conosce le nostre posizioni filosofiche, religiose, la nostra filosofia di vita, i nostri desideri più profondi. Il fiduciario è quella persona che può farsi interprete della nostra volontà. Al limite delle DAT potrebbero consistere quasi esclusivamente nella nomina di un fiduciario. Se mi succede qualcosa e non sarò in grado di riprendermi, allora parlate con Tizio, col mio migliore amico, col mio medico di famiglia, con mia moglie, con mio marito, a seconda dei casi. Con quella persona che io ritengo il miglior portavoce, perché attenzione, anche questo è importante. Il fiduciario è quello che porta a conoscenza della volontà della persona, che mira a far rispettare la volontà della persona. Al limite il fiduciario potrebbe anche pensarla diversamente, ma se fa bene il suo lavoro, lui non comunica con i medici sulla base della sua volontà, ma della volontà della persona che l'ha nominato fiduciario. Ora può darsi che un fiduciario non venga nominato, questo non sarebbe una buona redazione delle DAT, ma può darsi anche che una persona sia talmente sola nella vita o sfiduciata da non avere un soggetto a cui rivolgersi. In questo caso la dualità del rapporto viene mantenuta attraverso la nomina di un amministratore di sostegno da parte del giudice. Chiaramente qua le cose hanno un sapore diverso rispetto a questo rapporto di fiducia forte che è il presupposto della nomina di un fiduciario. Tante cose sullo sfondo delle quali rimane però l'aspetto della formazione. Come vi ho detto, questa legge è bella dimenticata, abbiamo un grande strumento, è una legge, come dice qualcuno, che appartiene al diritto mite. La bellezza anche di questa legge è che è una legge che non è fatta come le leggi che siamo abituati, con cui siamo abituati a confrontarci, che ci danno un comando accompagnato da una sanzione. E questa è l'idea della legge che abbiamo. Mettiti la mascherina, altrimenti il poliziotto ti ferma per strada e ti fa, non so, 400 euro di multa. Non è questo. Questa legge è una legge che consente di fare le cose buone. Consente di fare le cose buone. Cose buone sono quelle che tutti noi vorremmo venissero applicate quando ci trovassimo in una data situazione. Nessuno di noi vuole diventare un oggetto quando è in un letto di ospedale. Nessuno di noi vuole perdere dignità. E questa legge consente di fare le cose buone. La debolezza è dovuta al fatto che le leggi che consentono di fare cose buone richiedono anche un approccio culturale, una scelta politica di mettere in campo queste cose buone. Attenzione, non è che siamo nel paese delle meraviglie, nel senso che un aspetto di responsabilità c'è, nel senso che questa legge riconosce tutta una serie di diritti e non mettere in campo ciò che serve per riconoscere, per dare gambe a questi diritti, potrebbe essere fonte di responsabilità. Certo, meglio sarebbe se le amministrazioni degli ospedali, se l'università nella formazione anticipassero questo. Meglio sarebbe se uno non dovesse trovarsi col giudice che dice non hai applicato la legge 219 del 2017 e quindi ti condanno a risarcire il danno. Meglio sarebbe, e questa è la fatica che va fatta progressivamente, applicarla prima questa legge.
cosa che porterebbe anche a una deflazione, in molti casi, degli stessi contenziosi che i nostri medici, i nostri ospedali si trovano ad affrontare. Su questo sfondo la chiave è la formazione. Formazione che parte dall'università e continua per tutta la vita professionale che si svolge all'interno delle strutture. La rivoluzione di questa legge rimane in mano a quelli come me e altri che se ne occupano, la studiano, ma non si trasforma in qualcosa di operativo se non si interviene sulla formazione del personale da un lato e sull'organizzazione dei servizi sanitari dall'altro lato. Università e strutture sanitarie pubbliche e private, questi sono i soggetti. La relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico è centrale. Capacità comunicative e relazionali non possono essere lasciate al buon senso, all'iniziativa, alla sensibilità, all'attitudine particolare del singolo operatore. Devono diventare un bagaglio culturale di chiunque operi in questo settore. È qualcosa che accompagna tutto l'arco della formazione, dalle aule universitarie ai reparti, alle sedi dell'aggiornamento continuo. C'è poi l'aspetto organizzativo. La legge non lo dice esplicitamente, ma ci sono delle cose che ricadono come implicazioni. Quando la legge dice ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui la presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale, dice che bisogna investire, perché per applicare correttamente questa legge, per assicurare l'informazione ai pazienti sull'esistenza della legge, bisogna farle, bisogna fare campagne, bisogna mettere manifesti nei corridoi, bisogna informare. Per formare gli operatori bisogna organizzare cose come quella che stiamo facendo adesso. Proviamo a prendere sul serio la frase, che non è buttata lì all'interno della legge, ma è uno snodo. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Guardiamola bene, perché ci serve anche capire quello che vi intendevo prima. Se non lo facciamo noi, prima o poi sarà un giudice a imporre. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Questo vuol dire che è necessaria una revisione complessiva dei tempi che l'organizzazione prevede debbano essere dedicati al rapporto con i pazienti. Prima di questa legge, prima di questa frase, vado in maniera grossolana, ma per capirci, la direzione poteva dire i tempi dell'ambulatorio sono così, 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 e quindi ogni ora devi ascoltare, devi visitare 4 pazienti. 4 pazienti all'ora per 3 ore di apertura dell'ambulatorio e così via. Perché? Perché quei tempi erano basati sul fatto tecnico. Entra la signora, guardatevi il film Il medico della mutua e soprattutto il secondo film sul medico della mutua. No? Tecnico, meccanico. Il tempo è quello per verificare i sintomi, per individuare la cura. La comunicazione in molti casi, a seconda chiaramente delle situazioni, ha bisogno di molto più tempo. Comunicare una diagnosi per un tumore può richiedere 1 minuto quando si comunica l'aspetto tecnico,
caro signore, lei è condannato. O un'ora, se vogliamo tener conto della situazione psicologica, della relazione, di cura, di fiducia, dell'instaurazione di una fiducia, della costruzione di un percorso e così via. E quindi soldi, perché se cambiamo gli orari, se cambiamo il tempo da dedicare, servono più soldi e poi servono spazi. I nostri ospedali non hanno spazi per la comunicazione. Può succedere che una notizia pesantissima, quelle che nei film dicono si sieda che devo parlare, che una notizia pesantissima venga data in un corridoio o in una stanza in cui ci sono altre persone, perché l'organizzazione va rivista. L'organizzazione vuol dire anche gli spazi, tempo e spazio, tempo, spazio e quindi soldi. Perché dico che se le amministrazioni non lo fanno, ci potrebbe essere un giudice che lo fa. Perché se colleghiamo questo alle idee sempre più ampie di protezione della dignità della persona, anche a livello di risarcimento del danno, non è escluso che un domani, anche molto vicino, qualcuno possa rivolgersi al giudice, non per dire i medici hanno curato male mio padre, hanno curato male mia madre, hanno sbagliato la diagnosi, ma per dire ho subito uno shock, perché le informazioni sullo stato terminale dei miei genitori mi sono state date in 30 secondi camminando in un corridoio pieno di gente. E questa è una lesione della mia dignità e della dignità dei malati. È evidente poi l'opportunità di organizzare campagne informative. Se la gente non conosce i propri diritti, c'è anche meno incentivo a cambiare le cose. Le persone devono essere consapevoli dei diritti, ma anche dei limiti, e questa è l'altra cosa importante. Il rancore che spesso le persone portano nei confronti dei medici, dei sanitari, degli infermieri, a volte è dovuto anche al fatto che le persone non conoscono i limiti dei propri diritti. Una cosa che dice la legge è che il medico non ha il dovere di seguire qualunque richiesta. È una cosa molto importante questa. Di fronte a un paziente che chiede di essere curato con una cura diversa da quella che il medico ritiene, in base alla sua preparazione, efficace per quelle situazioni, il medico non ha l'obbligo. Il medico può decidere che una certa cura può essere sospesa perché ormai inefficace, perché ormai appunto presenta un'ostinazione irragionevole, non avrebbe senso continuare. E a quel punto di fronte al paziente dice no, io voglio continuare a ogni costo, il medico può dire no. Così come il medico può dire no al paziente che ha letto su internet che per la sua malattia la cura vera è quell'altra, quella che il Santone, quello che scrive il blog, gli ha suggerito, no? E vuole imporre al medico mi faccia la ricetta, classica frase, mi faccia la ricetta. No, ci sono anche limiti a quello che il paziente può chiedere. E allora le campagne informative presso il grande pubblico servono, sono necessarie per tutto questo. Ora, fino adesso non c'è una grande risposta e diciamo che questo anno di Covid bene non ha fatto ai cambiamenti che questa legge è in grado di apportare nei rapporti, ai miglioramenti per tutti, per i pazienti e per gli operatori. Però è una fatica che andrebbe fatta.
Se prendiamo sul serio gli obiettivi dichiarati in apertura della legge, tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Tutti dovremmo muoverci per l'applicazione di questa legge. La debolezza qual è? La debolezza è che tutti noi siamo sani, o meglio, finché siamo sani di queste cose non ci preoccupiamo. Occorre una forte consapevolezza, occorre parlarne nell'università, dove si formano le persone, occorrerebbe fare un po' di più dibattiti televisivi magari su queste cose qua. Perché? Perché nel momento in cui ci accorgiamo di quanto sono importanti le cose che dice questa legge, probabilmente in quel momento siamo molto molto deboli. È solo quando siamo in un letto di ospedale che cominciamo a capire quanto è importante la parola dignità. Pensate alle persone che stanno morendo di Covid da sole, senza poter comunicare con i parenti, senza poter salutare le persone care. È troppo tardi a quel punto. E quindi ecco perché abbiamo organizzato questo corso e in chiusura vi ricordo gli altri appuntamenti. Mercoledì prossimo si parlerà con una professoressa molto efficace su questi temi della relazione, della comunicazione, poi parleremo di bioetica, parleremo poi di bioetica e di tutte queste cose sul campo, parleremo di trapianti, parleremo di urgenza di rianimazione, parleremo di vaccinazioni, cosa particolarmente sensibile, e parleremo poi di quello che accade, gli obblighi, la libertà, la restrizione. Buona serata a tutti, arrivederci.